Un impatto devastante, un frontale che non ha lasciato scampo. È di una vittima il tragico bilancio dell'incidente avvenuto nelle scorse ore lungo la strada regionale 251 tra Montereale Valcellina e Barcis all'interno della galleria Fara, un tunnel lungo circa 4 km. A perdere la vita è stato Valerio Bacigalupo, cinquantenne, originario di Genova e residente in provincia di Monza e Brianza, in Friuli Venezia Giulia, per motivi di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida di una Mazda avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi frontalmente contro una betoniera. Un impatto violentissimo, immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto 4 mezzi dei vigili del fuoco, ambulanza, automedica, 2 elisoccorsi e la polizia locale per i rilievi. Una scena drammatica, quella che si sono trovati davanti i soccorritori, con detriti e rottami sparsi lungo la careggiata e l'auto completamente accartocciata. Per il cinquantenne, però, non c'è stato nulla da fare, il decesso è stato constatato sul posto. A dare l'allarme è stato il conducente della betoniera, un camionista di Sacile, dipendente di una ditta del Pordenonese, che nonostante l'assenza di copertura telefonica è riuscito a contattare i soccorsi utilizzando le colonnine SOS presenti all'interno della galleria. L'uomo fortunatamente è rimasto illeso. La galleria è stata chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso ai rilievi, con pesanti ripercussioni sul traffico. Lunghe code si sono formate in zone per raggiungere l'Alta Valcellina. È stato necessario percorrere la lunga deviazione attraverso l'autostrada 27 Longarone per poi risalire in quota, dal momento che le altre arterie risultano chiuse nel periodo invernale. Una tragedia che scuote la comunità. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma resta l'ennesima vita spezzata sull'asfalto.